Buon pomeriggio a tutti e benvenuti qui al Palasport di Possagno in provincia di Treviso. Quella che state vedendo fra poco è la terza edizione della Coppa Veneto Under 13 maschile, esattamente la finale. E qui con me in regia abbiamo anche il consigliere regionale Massimo Salmaso e anche il presidente della FIPA Veneto Roberto Maso. Passo subito la parola a Massimo. Grazie Alberto, è una prima assoluta per questo esperimento che come FIPA Veneto abbiamo voluto fare, la diretta streaming di questo primo evento regionale, la Coppa Veneto, la finale di Coppa Veneto Under 13 tra Padova e San Donà, una partita tra l'altro molto attesa, due bellissime semifinali in mattinata hanno decretato le due finaliste. Abbiamo creduto fortemente, Roberto, mi rivolgo a Roberto Maso, questo progetto di diretta streaming. È un po' una frontiera nuova, no? Però abbiamo voluto sperimentare e possiamo dire che non sarà l'unico evento che faremo, ma c'è la volontà come consiglio di farne più di qualcuno nelle finali della prossima primavera. Sì, questa praticamente è la ripresa numero 0 perché ci consente un po' di tastare e di provare al meglio per le future finali regionali, che ci auguriamo di farlo, magari nel prossimo anno di farle al completo. È un'esperienza nuova, la proviamo con l'Under 13 che è un modo anche per incentivare i ragazzini e soprattutto il maschile in questa disciplina, quindi ci auguriamo che vada tutto per il meglio e vediamo alla fine come andrà e probabilmente continueremo anche per l'anno prossimo. Grazie Roberto, intanto vedete che le squadre stanno completando la fase di riscaldamento, mancano circa 6-7 minuti all'inizio della partita. Andiamo a vedere Alberto se vuoi le due formazioni, poi andiamo a vedere, lascio a te poi gli starting six, io vado a vedere le due formazioni che sono a disposizione. Padova a disposizione del coach Alice Biasini, il numero 64 Filippo Bortoletto, il 65 Leonardo Micheloni, il 69 Simone Rinaldi, il 73 Giacomo Piovani, il 74 Nicolas Pastore, l'82 Giacomo Lombardi, l'83 Alessandro Fico, l'85 Cristian Piccerato, poi c'è con l'86 Francesco Sella, l'87 Giovanni Meggiolaro, l'89 Riccardo Carraro, il 90 Leonardo Cervato, il 91 Cristian Casotto e il 92 Paolo Balducci. Questa è la Chioene Padova, agli ordini, come dicevo, di coach Alice Biasini. Andiamo a vedere anche la formazione del San Donà, che schiera con il numero 10 Daniele Ambrosi, il numero 2 Brian Argilagos, il numero 12 Mattia Bellezza, il 13 Zaccaria Bociacur, il 9 Nicola Conte, il 5 Daniel Crosato, il numero 8 Anthony Dariolo, il 6 Cristian Catia, il 4 David Lipa, il numero 1 Alessandro Moro, il numero 7 Davide Zanato, il numero 11 Giordano Zanutto, agli ordini del coach Elena Lazzarin. E quindi è ormai tutto pronto per questa attesa finale. Andiamo anche a vedere Alberto qual è stato il cammino delle due semifinali. Abbiamo visto questa mattina come Padova abbia battuto 2-1 Treviso nella semifinale, addirittura con una grande rimonta per 9-4, erano sotto i giocatori padovani al tie break, mentre è stata più semplice la vittoria in semifinale di San Donà, che ha battuto il volley team San Donà, che ha battuto 2-0 il Cosmos Volley. Ma andiamo a vedere anche quella, abbiamo già un quadro Alberto, no? Perché sono giocate un po' tutte le finali, andiamo a vederle assieme. Tutte le finali, quindi dal terzo posto in giù. Allora, al terzo posto abbiamo detto Volley Treviso, che ha battuto Cosmos Volley, al quinto posto si è classificata Castellana, al sesto Massanzago, alla posizione numero 7 il Monte Volley, all'ottavo posto la formazione padovana dell'Eagles Vergati, il numero 9 al nono posto un'altra formazione padovana, il Valsugana Idea Elettronica, al decimo ancora una squadra padovana, il Legnaro Aduna, 11° posto per il Pulpere Alpi. Chiude la classifica al 12° posto di questa terza edizione di Coppa Veneto, la volley di Schio. E quindi questo è il quadro completo dei piazzamenti fino a questo momento, mentre le due formazioni le vedete inquadrate dalla nostra regia stanno completando il riscaldamento. E ancora quindi qualche istante, intanto ci dicono che la diretta c'è e funziona bene, e questo è importante, una diretta che si vede nella home page del sito FIPA Veneto, come diceva il Presidente Maso, una prima assoluta, ma una prima assoluta che sarà assolutamente replicata per i principali eventi della
della stagione di FIPA Veneto, e mi riferisco chiaramente alla Coppa Veneto e alle principali finali regionali. Ancora qualche istante prima del via andremo anche a vedere i due sestetti che i due coach ci daranno tra qualche istante, andremo a leggerli assieme. Intanto un palazzetto di Possagno che si è riempito, ormai tutto esaurito in questo palazzetto che tiene almeno 400 persone, una 2 giorni molto ben organizzata, una 2 giorni che ha visto i ragazzi diciamo vivere tra virgolette all'Istituto Filippine, un altro esperimento perfettamente riuscito, questa struttura che è qui a pochi chilometri da Possagno e che ha ospitato tutte e 12 le formazioni con i coach, con gli allenatori, con i dirigenti, quindi una 2 giorni assolutamente ben organizzata, che sarà probabilmente replicata anche negli anni prossimi, perché queste finali residenziali hanno davvero bisogno di avere delle strutture come il Philippine per ospitarle. Intanto andiamo a vedere anche i due arbitri, li avete visti inquadrati qualche istante fa. Il primo arbitro è Riccardo Miolo del comitato di Treviso e Belluno, il secondo arbitro è Federico Garbin del comitato territoriale di Vicenza, il segnapunti refertista è Maddalena Chiriac del comitato territoriale di Venezia. Questo è il sestetto la formazione della Chione Padova attorno al coach Alice Biasini. Eccola qua la coppia arbitrale inquadrata a questo momento, Miolo Garbin, pronti per questa attesissima finale che si preannuncia molto molto equilibrata, proprio per i valori che le due formazioni hanno dimostrato durante il loro percorso. Eccola qua la formazione di San Donà e siamo quasi pronti, e per la presentazione l'applauso del Palasport di Possagno che accoglie i piccolissimi dell'Under 13 per questa finale di Coppa Veneto Under 13, terza edizione. È il tifo alle stelle, tra l'altro, come sentirete dagli effetti che vi giungono dal Palasport, dove sono installate le nostre telecamere. 3 telecamere, come vedete, con una ripresa anche dal basso. Eccoli qua i ragazzi della Chioene, ragazzi Under 13, quindi significa 2006-2007, davvero molto molto piccoli. Il boato del Palasport di Possagno è davvero tutto pronto ormai, il tifo sia da una parte che dall'altra è davvero assordante. La carica di tutti i ragazzi in campo. E caro Alberto, ti lascio la parola per vedere i due starting six che stanno per arrivare. Grazie mille Massimo. Siamo qui appunto, fra poco inizierà il primo set di questa attesissima finale di Coppa Veneto Under 13 maschile. Si stanno attivando per le foto di rito, la prima è la QN di Padova che sono in postazione e poi sicuramente seguirà la squadra di San Donà. Lo speaker sta animando qui il palazzetto, mentre io appunto Alberto Panzera sto iniziando questa telecronaca assieme a Massimo che ha ampliato la parte iniziale. Foto di rito anche appunto per la squadra di San Donà, la volley team, e siamo quasi all'inizio del fischio di questa gara. Sentite il pubblico. Adesso appunto Alice, l'allenatrice Biasini del QN, sta dando le indicazioni. Sono andati al centro i due arbitri, stanno presentando l'arbitro in prima Riccardo Miolo, come diceva poco fa Massimo, del comitato 3-1, arbitro in seconda Federico Garbin del comitato di Vicenza e la segnapunti Maddalena Chiriac del comitato di Venezia. Quindi abbiamo rappresentate 3 comitati, 4 province in questa direzione gara. Tra l'altro è una giornata importante, Alberto, per gli arbitri, perché c'è il commissario regionale degli arbitri presente, Andrea Puecher, arbitro nazionale e internazionale padovano, quindi anche per loro una vetrina importante oggi. Andiamo a vedere i due starting six, cominciamo con la formazione del Chione Padova, 65 Leonardo Michelon. E poi eccolo che entra in campo il numero 69 Simone Rinaldi,
lo sentite anche dalla voce dello speaker del Palasport di Possagno. Il 73 è Giacomo Piovan, che entra in campo in questo momento. Con il 74 c'è Nicolas Pastore. Il numero 86 è Francesco Sella, il capitano della formazione bianconera di Padova, e il numero 87 è Giovanni Meggiolaro. Questi 6 giocatori di posizione di Alice Biasin. Andiamo a vedere anche la formazione di partenza del Volley Team San Donà. Sono pronti a bordo campo i giovani protagonisti di questa finale. Eccoli qua, grande tensione anche per loro, è il primo, forse per molti di loro il primo vero grande appuntamento della loro carriera pallavolistica, che ci auguriamo chiaramente la più lunga possibile. Il numero 2 Brian Argilagos, il numero 13 Zaccaria Bociacour, il numero 9 Nicola Conte, il numero 5 Daniel Crosato, il numero 8 Anthony Dariola, il numero 7 Davide Zanatta. Questo è il sestetto di partenza della formazione di San Donà, allenata da Elena Lazzarin. Alberto, ci siamo, ormai la grande attesa è finita. Formazioni, come dicevo, una grande emozione credo anche per questi ragazzi, che forse sono la prima vera partita, la prima vera finale, e giocarla davanti a un pubblico così numeroso credo che sia un'emozione forte, no? Immagino di sì, emozione fortissima. Poi hanno anche lo speaker, hanno anche la musica, hanno un contesto, come dicevi tu, palazzetto stracolmo, più di 400 persone per giocarsi questa finale di Coppa Veneto dopo questi 2 giorni intensissimi, perché anche l'esperienza di condividere la camera, di mangiare assieme ai compagni e anche agli altri compagni, questo sia il bello del giovanile e anche della pallavolo. E parte il servizio, vedo la QN Padova con il numero 87 Giovanni Meggiolaro, battuta da sotto, e adesso passo la parola a Massimo. Sempre battuta da sotto, diamo anche qualche spiegazione tecnica. Quindi inizia la partita, si batte da sotto per regola nell'Under 13, San che riceve il palleggio, anzi l'attacco in campo opposto, la palla che termina fuori, arriva così il primo punto sull'attacco out di Davide Zanatta, primo punto per la Chione Padova, che rimane in battuta con il proprio numero 87 Giovanni Meggiolaro, come dicevo, proprio per favorire, no, il gioco nell'Under 13 si batte da sotto. Vediamo ancora il servizio di Meggiolaro, ancora a cercare le ricezioni. Attenzione, la palla un po' a filo, l'arbitro non interviene, c'è il bugger vincente del numero 5 Daniel Crosato, che regala il primo punto a San Donà. Quindi parità in questo inizio di primo set, 1-1. Vengono inquadrati i ragazzi sotto rete e adesso è pronto al servizio appunto il fautore dell'ultimo tocco vincente, Daniel Crosato, anche lui battuta da sotto, e c'è la ricezione di Padova, alzata e attacco, proprio gioco da manuale in questa azione, bella da vedere, sembra semplice da fare, invece anni di lavoro, e trova il pallonetto vincente il numero 74 Nicolas Pastore. Si riporta in vantaggio la QN di Padova, va subito al servizio Nicolas Pastore. Ricezione in palleggio che è consentita, alzata e attacco anche per il Volley Team San Donà. Termina out questo pallone, la palla l'aveva attaccata Nicola Conte, terzo punto, +2 per la squadra allenata da Alice Biasini. Ancora al servizio Nicolas Pastore. Ecco, ricordiamo che la partita, Alberto, si gioca al meglio dei 3 set, quindi 2 set su 3, come un po' tutta questa formula di questa Coppa Veneto. Il bugger di Sella in campo opposto, ancora San Donà che può ricostruire sotto rete, tocca la rete però il palleggiatore, il numero 2 Brian Agirago. Si arriva così il quarto punto per Padova, avanti 4-1 in questo avvio di primo set, dove la battuta di Padova sta certamente mettendo una certa pressione. Inquadrato il numero 74 Pastore, l'attacco da posto 2 molto bello, una gran palla questa di Davide Zanatta, arriva così il secondo punto per San Donà. 2-4, bella alzata, a livello di gioco piuttosto interessante. Ricordo che sono ragazzi del 2006 e del 2007, quindi ragazzi davvero molto molto piccoli dal punto di vista anagrafico, anche se non proprio a livello di altezza, perché ci sono alcune altezze davvero considerevoli. La ricezione di Padova, l'attacco da posto 4 vincente del numero 65 Leonardo Michelon, arriva il punto numero 5 per Padova. Qui c'è molto entusiasmo tra gli spalti, c'è un tifo molto caldo della QN Padova, abituata avendo la massima serie in A1. Al servizio abbiamo il numero 69 Simone Rinaldi, 5-2 il parziale.
C'è l'alzata, l'attacco, c'è anche la difesa di Padova e ancora attacco da zona 3, questa volta mette a segno Nicola Conte il terzo punto al secondo tentativo, però bellissimo scambio tra queste due formazioni di under 13, perché come diceva poco fa Massimo sono giovanissimi, stanno iniziando ad approcciare la pallavolo all'interno del campo del 6 contro 6. Al servizio abbiamo appena visto Zaccaria Baucaur, spero di averlo detto bene, che cerca di andare a prendere questo pallone e lo salva. Bellissimo recupero della squadra veneziana, appoggio di Padova, alzata e attacco che viene murato, se non ho visto male, da Anthony Dariol. Quarto punto per la formazione guidata da Elena Lazzarini, che si avvicina e si porta a -1, 5-4 il parziale. Ancora al servizio Zaccaria Baucaur. E c'è il palleggio e trova il punto, il sesto, si riporta a +2 il giocatore con numero maglia 86 Francesco Sella. Sì, un inizio di partita come vedete già di alto livello, abbiamo visto un paio di azioni degne certamente della categoria superiore, a conferma del grande lavoro che queste due società fanno da sempre a livello di settore maschile, dove, come ha detto il presidente Roberto Maso prima, ci sono certamente più difficoltà nel reclutamento. Il palleggio di San Donà, attacco in posto 4 del numero 8 Anthony Dariol, arriva al punto numero 5 per San Donà, 5-6, 5 San Donà, 6 Chione Padova in questo primo set, ricordo finale in diretta streaming della Coppa Veneto Under 13 edizione 2018. In battuta il numero 9 Nicola Conte. In difficoltà la ricezione di Padova, arriva l'ace per San Donà, che impatta 6-6 il punteggio in questo primo set con il servizio vincente del proprio numero 9. Schierata la ricezione di Padova, sicuramente si può mettere comunque anche Alberto con una battuta da sotto in difficoltà gli avversari. Ci sono tecniche chiaramente che gli allenatori conoscono molto bene. Vedete ancora in difficoltà la ricezione di Padova, il palleggio di Piovan, l'attacco appena accennato di Leonardo Michelon, e torna avanti Padova, 7 Chioene, 6 San Donà. Sì, anzi 8-6 il parziale, si porta a +2, non avevano ancora aggiornato nel tabellone e va al servizio, se non vedo male da quassù, il numero 65, che è proprio Leonardo Michelon, e c'è l'attacco vincente di Brian Arbolas, 7-6, anzi 7 pari, aveva sbagliato. Era corretto. Al servizio Anthony Dariol, 7-7 con parità in questo primo set della finale di Under 13 maschile di Coppa Veneto, giunta alla terza edizione. Attacco, difesa e vediamo il contrattacco vincente di Davide Zanatta. Si porta in vantaggio per la prima volta la formazione guidata da Elena Lazzarin, la volley team di San Donà in questo primo set. Voglio sottolineare squadre maschili, entrambe le allenatrici femminili, donne scusate, femminili. E probabilmente non sarà una novità da qua ai prossimi anni, perché scusate, c'è l'ottimo servizio nella parte lunga del campo, viene ancora difesa la palla dal VTV Volley, non c'è l'intesa in questo recupero, trova la meglio la Chioene di Padova, che si riporta in parità 8-8 in questo frangente di set e va al servizio con Giacomo Piovan. Beh, l'avevamo detto che poteva essere una finale equilibrata, fino adesso diciamo che le premesse sono state assolutamente mantenute. Il servizio di Padova, il bugger con l'attacco di Davide Zanatta, pallone che tocca il soffitto del palasport, arriva così il punto numero 9 per San Donà, 9-8, primo set, finale di Coppa Veneto Under 13 maschile, in battuta il numero 2 Brian Argilagos per San Donà, che ha una lunghezza di vantaggio. Il servizio sulla linea dei 9 metri, ma la palla termina fuori di qualche centimetro, quindi arriva al punto numero 9 anche per Padova, 9-9, in battuta il numero 87 della Chioene Giovanni Meggiolaro. Tra l'altro una particolarità, da quest'anno tutto il settore giovanile della Chioene a Padova indossa le maglie identiche alla prima squadra, anche questo è un bel segnale di appartenenza della società di Padova, che tra l'altro oggi pomeriggio giocherà una partita importantissima con la Sin Safety Perugia. Parlo di Padova
Serie A chiaramente alle ore 18, e quindi invito tutte le persone che stanno guardando questa telecronaca in questo momento di andare alle 18 alla Chioene Arena per questo grande big match. Ci sono ancora tanti biglietti a disposizione, sicuramente un evento importante per tutta la pallavolo veneta. Ancora qualche difficoltà in ricezione per Padova, l'attacco da posto 4 appena accennato, ma va a segno, pallonetto vincente di Nicolas Pastore. Caro Alberto, siamo 10 pari. Guarda, ci tengo a riprendere quello che hai detto, appunto tutti in maglia uguale, tutti seduti in panchina, e a qualcuno sembrerà strano perché di solito le formazioni sono composte da 12 atleti, ma apposta per questa manifestazione è stata data l'autorizzazione di sedersi anche in 15 in panchina, cioè in totale, in modo da chi ha un settore giovanile con più ragazzi di farli vivere proprio dal vivo vicino in campo la sfida. Ancora il servizio numero 74 della Chioene di Padova, Nicolas Pastore, il punteggio è 11-10 per la squadra patavina che si è riportata in vantaggio. Termina out questo pallone e quindi il punteggio cambia e di nuovo parità, 11-11. Set molto combattuto questo primo, forse si stanno anche studiando, forse non vogliono anche eccedere, o probabilmente le squadre sono all'altezza di questo finale. Al servizio numero 7 Davide Zanata, ricezione di Padova, e c'è il terzo tocco in palleggio, quindi appoggia con una certa facilità Sandonà, però Padova sta dimostrando un ottimo fondamentale in difesa, non è il primo pallone che difende e trova l'invasione a rete, e quindi il punto la squadra veneziana che si riporta in vantaggio 12-11. Ecco, abbiamo già notato da queste prime battute Nicola Conte è certamente l'attaccante di maggior peso, è servitissimo quando è in prima linea, il palleggiatore praticamente gioca il 100% dei palloni. Su questo ragazzo piuttosto dotato fisicamente, bisogna dire anche dotato di un ottimo braccio, l'abbiamo visto. Torna avanti Sandonà, 12-11 primo set, ricezione di Padova, il palleggio in bugger della Chioene, l'attacco di Sella, tiene ancora Sandonà in difesa, ancora Conte, la tocca piano ma quel tanto che basta per regalare il +2, massimo vantaggio per Sandonà fino a questo momento, 13-11. Buona la difesa di Padova sull'attacco di Sella, e ora +2 per Sandonà che rimane in battuta con il proprio numero 7 Davide Zanatta. Appunto Davide il servizio, riceve Padova e va in attacco, però termina out questo pallone, allunga nuovamente a +3 la squadra veneziana. Il pallone è stato messo out da numero 65 Leonardo Michelon. Ancora il servizio per la VT Sandonà, Davide Zanata. Lasciamo al gioco, e questa volta Leonardo Michelon usa l'astuzia e con un pallonetto corto trova il 12° punto. Al servizio si appresta Simone Rinaldi per la Chioene di Padova, eccolo inquadrato, c'è la ricezione della squadra veneziana e ancora il terzo tocco di Nicola Conte chiamato in causa dalla sua formazione. C'è una fase di scambi tra queste due formazioni, se la stanno mettendo tutta a livello di tecnica, si difende il pallone non vuole cadere, devo dire che è un bel vedere, e termina con un tocco a rete da parte della Chioene, 15-12 il parziale, si riporta a +3 la formazione guidata da Elena Lazzarin. Si arrabbia Alice Biasin, allenatrice di Padova, perché reclamava una presunta invasione aerea di Sandonà che gli arbitri non hanno visto. L'attacco del numero 65, il gran muro di Sandonà, ancora Padova, e in rete purtroppo per Padova l'attacco di Leonardo Michelon, e c'è il +4 per Sandonà, 16-12. Si è un po' disunita la formazione padovana, infatti arriva il time out chiesto da Alice Biasini. Questo primo set è un primo set bello, Alberto, un primo set ben giocato, e devo dire, ricordo sempre, sono i più piccoli, è il campionato più piccolo, il livello di gioco è davvero molto molto alto. Andiamo a vedere addirittura con la telecamera a spalla, vediamo il nostro mitico Renato Sandel a bordo campo, dovremmo avere anche delle immagini davvero particolari, vediamo se riusciamo con la regia a vedere proprio il time out in questo momento di Padova, con la nostra telecamera a spalla che ci dovrebbe dare qualche immagine.
Le squadre tornano in campo sul 16-12 per Sandonà, in battuta con il proprio numero 13 Zaccaria Boshakur. 16-12 Sandonà, momento di difficoltà per la Chioene, gioca meglio Sandonà in difesa fino a questo momento e sfrutta al meglio le doti in attacco di Nicola Conte. Questa è un po' in sintesi questa prima parte del primo set. Attacco di Sella da posto 2, viene Sandonà, attacco ancora di Conte, gran palla, davvero devastante Nicola Conte in questo momento, arriva al punto numero 17 per il volley team Sandonà, 17-12. Devo dire sì che il capitano della squadra veneziana sta facendo il buon tempo per la sua formazione, più 5 ora il vantaggio per la squadra di Sandonà, addirittura su questa battuta di Zaccaria si trova quasi forse un mezzo punto perché non sfrutta al meglio l'appoggio e Nicola infatti si ritrova a palleggiare questo terzo tocco, difende, palla alzata a rete, c'è uno scambio tra queste formazioni, vediamo anche che in campo si muovono molto bene, questa volta ha fatto il cattivo tempo, Vuole un po' troppo questa volta. ha provato quelle che in gergo tecnico ed è stato anche bravo a provare un po' di extra rotazione, però è finita out. 13° punto per la Chioene di Padova che si porta a -4 e va al servizio con Sella Francesco e trova l'ace, bellissimo, zona di conflitto, così viene definita la parte di campo tra due giocatori e può nascere appunto un conflitto, vado io, vai tu, e nel dubbio si perde l'attimo per arrivare in anticipo. Ancora il servizio Francesco Sella, il capitano della squadra patavina, se non ricordo male dovrebbe avere un fratello perché la faccia è molto attiva, no, infatti Massimo qui mi conferma che la famiglia Sella è molto attiva nella Chioene di Padova a livello pallavolistico. Nicola Conte questa volta l'extra rotazione la trova nel lungolinea, 18° punto, e direi che veramente il livello è molto buono, è piacevole proprio vederli giocare, non è diciamo quella che potrebbe sembrare una partita da oratorio senza nulla togliere all'oratorio, è proprio una finale bellissima veramente, al servizio del capitano. Ancora in difficoltà la gestione di Padova che deve semplicemente andare in bagger in campo opposto, una buona opportunità ora per Sandonà in contrattacco, l'attacco da posto 2, il muro splendido del numero 73 della Chioene Padova, Giacomo Piovan, che regala il punto numero 15 alla propria formazione, 15-18, 15 Padova, 18 Sandonà. Muro importante per Padova che rimane attaccata ancora a questo primo set, batte con Leonardo Michelon a cercare la ricezione di Sandonà, il palleggio vedete ora di Conte, quindi cambia il palleggio, avete visto come il numero 5 Daniel Crosato, ma soprattutto abbiamo apprezzato come il buon Nicola Conte che ora in seconda linea si è penetrato, avete visto, per palleggiare, quindi per consentire comunque l'attacco a 3 della propria formazione. 19-15, primo set, avanti Sandonà che batte con il numero 8 Anthony Dariol, palla difficile per Padova e l'attacca out il numero 87 Giovanni Meggiolaro, quindi arriva al punto numero 20 più 5 per Sandonà, momento di difficoltà per Padova e Sandonà che sta anche approfittando di qualche errore di troppo della formazione bianconera. C'è appunto un'altra battuta per la squadra veneziana, c'è l'attacco, finisce in rete, questo pallone è toccato da Nicolas Pastore e allunga ulteriormente 21-15 e non ci pensa due volte Alice Biasini che mi ha rentato in auto e sicuramente a svegliare un po' dal torpore la loro squadra, perché la vedo un po' alti e bassi rispetto a come sono abituato a vedere, perché non è il primo anno che la squadra patavina. Abbiamo però un primo piano del time out dalla panchina della volley team Sandonà e appunto inquadrata Elena Lazzarin. Se vedo bene, di Brian Argilagos, e ne mette un po' in difficoltà questo servizio.
palleggio questa volta da parte di Nicolas, e Celleroni invece in attacco da parte di Davide Zanatta. Porta i suoi frutti questo time out chiamato da Alice. 21-16, 5 le lunghezze di distacco tra le due formazioni in questo primo set di questa fase. Pronto al servizio per la QN di Padova abbiamo Giacomo Piovanna. Vediamo adesso se Padova riesce a recuperare lo svantaggio oppure se Sandonà fa subito il cambio palla e va a chiudere il set. Ed è un attacco vincente di Davide Zanatta. 22-16, il parziale si riporta a +6. Al servizio abbiamo Brian Argilagos, scusate. Servizio da sotto, come dicevamo poco fa. Pallone termina out, 17° punto. Per chi si fosse appena collegato, questo è il primo set della finale regionale Under 13 di Coppa Veneto maschile, e questa è la puntata 0 della diretta live che il comitato FIPAV Veneto vuole iniziare a proporre per le sue finali, in modo che tutti possano avere la possibilità di vederle in diretta. E dopo questo recupero, difesa alzata, attacco diagonale stretta di Francesco Sella, recupera, dà lo stimolo alla sua squadra il capitano. Ancora il servizio numero 87 Giovanni Meggiolaro. 22-18 il parziale. Vediamo se ci sarà appunto il recupero di Padova o se Sandonà sfrutterà al meglio questo vantaggio per portare a casa questo primo preziosissimo set, perché ricordiamo che questa finale si vince portando a casa 2 set. Ha trovato il punto Davide Zanatta, 23-18, e qui si avvicina sempre più il 25° punto per la squadra della Volley Team Sandonà. Al servizio mi sembra di vedere il numero 5 Daniel Crosato. Ricezione per la QN di Padova, alzata, ancora attacco del capitano, la palla viene sporcata dal muro, difesa, e c'è un altro attacco di Davide Zanatta e un altro punto. Prima era completamente sbilanciato l'attacco nelle mani del capitano Nicola Conte, adesso anche Daniel Zanatta Massimo sta dando il suo contributo. 24-18, abbiamo 6 set ball per la squadra di Venezia. 24-18, ancora il servizio di Sandonà, il palleggio ma riuscito, deve solo andare Sella in bagger in campo opposto, più chiudere facilmente Sandonà. L'attacco da zona 2, la difesa di Padova, ancora Sella da posto 4, in bagger in campo opposto. Il palleggio di Brian per l'attacco in posto 4 del solito Nicola Conte, che chiude sul 25-18 questo primo set. Un grande equilibrio per la parte iniziale, poi Sandonà ha spinto di più in difesa, ha spinto di più in battuta. Mi pare assolutamente meritato questo primo set per la formazione veneziana. Ripeto, finale, eccola qua inquadrata dalla nostra regia la situazione, 25-18 il primo set, ancora qualche istante, quindi vedremo il secondo set. Come diceva Alberto, si gioca al meglio dei 2 set su 3. Andiamo anche e ringraziamo Mauro Sabino dell'ufficio stampa del comitato FIPAV Veneto, che ci dà anche un tabellino in tempo reale come quelli veri del primo set, con il top scorer fino a questo momento della partita in campo Sandonà e Zanatta con 7 punti, 6 punti anche per Conte. In campo Chioene, Sella con 3 punti e Michelon con 3, sono i 2 migliori marcatori. Grazie anche a Mauro Sabina, e questa è un bellissimo primo piano di Alice Biasin con la telecamera a spalla del nostro Renato Sandel, che va a cogliere proprio i momenti più importanti tra un set e l'altro. Una Alice Biasin che da sempre è una allenatrice, da molti anni allenatrice di Padova, dove ha vinto moltissimo, ha vinto i titoli regionali, ha vinto Boy League, ha vinto 1 scudetto, quindi anzi 2 scudetti, quindi Alice Biasin assolutamente allenatrice di grandissimo corso in casa Chioene, soprattutto con i più piccoli. Lei ormai da anni segue la prima fascia di età, l'Under 13, l'Under 14, si è specializzata ormai in questa categoria di età, e nonostante il fare, caro Alberto, molto gentile che ha in palestra, è una che si fa assolutamente sentire anche durante le partite. Questo i ragazzi lo sanno benissimo tutti. Questa è la panchina invece di Sandonà, qui dei volti noti per chi gioca a beach volley. Qui vediamo bene il grande K, come viene chiamato dagli amici del
del beach volley, uno dei gestori della Jesolo Beach Arena, che è uno dei punti di riferimento del beach volley veneto, ma non solo veneto, anche usato spesso e volentieri dal nostro comitato per le proprie manifestazioni. E un grazie va a loro e a tutti i ragazzi che durante l'estate lavorano davvero tantissimo per questa disciplina che sta sempre più avendo grande successo, e anche l'estate scorsa abbiamo visto livelli sempre più alti, tra l'altro con giocatori veneti di tutti i livelli che si stanno dando da fare. Questa è una bella panoramica del pubblico, come vedete la palestra, il Palasport di Possagno è assolutamente pieno in ogni ordine di posto, è davvero molto bello, ci sono tutte le squadre che hanno giocato e che poi saranno protagoniste della premiazione che chiaramente avverrà al termine della partita che ha visto il primo set, come dicevo, chiudersi sul 25-18 per San Donà. Vediamo se Padova avrà la forza per reagire, per mandare ogni discorso a tie break, così come ha fatto questa mattina in quella incredibile semifinale con Treviso, oppure se San Donà avrà la capacità per chiudere ogni discorso e mettersi in tasca il titolo di questa Coppa Veneto 2018. Bene, le formazioni stanno entrando in campo per iniziare questo secondo set, che potrebbe diventare anche decisivo, perché appunto, per chi si fosse collegato da poco, questo è il secondo set della finale regionale Under 13 maschile di Coppa Veneto, giunta alla terza edizione. Il primo set se l'è aggiudicato il Volley Team San Donà con il parziale di 25-18, e proprio il Volley Team San Donà adesso è al servizio con il suo numero 2 Brian Argilagos. Però diciamo che a questo livello, a questa età, come non è scritto anche in Superlega, che appunto oggi rappresentata in Veneto da Padova giocherà contro Perugia, anche qui il risultato può essere ribaltato in un attimo, perché ripeto, per loro è la prima finale, per molti di loro. Avete appena visto attacco out da parte di Davide Zanata, che nel primo set è quello che aveva fatto più punti, e per loro appunto non è una cosa semplice giocare con uno spalti pieni, gremiti, con un tifo caldissimo in questo contesto e in una finale, perché sappiamo sempre che una finale ha un carico emotivo che, ahimè o per fortuna, non si può allenare, è sempre una finale. C'è un errore in attacco, tocco il nastro, secondo punto per la squadra patavina, la Chioene di Padova, che parte abbastanza col piede sull'acceleratore e va al servizio con il numero 87 Giovanni Meggiolaro. Servizio da sotto, perché questa categoria Under 13 richiede che il fondamentale sia fatto in questa maniera, appunto per aumentare la possibilità di gioco, perché una battuta da sopra, se fatta bene, troverebbe difficoltà a far sviluppare del gioco. Altro errore, questa volta in attacco sempre per la squadra di Venezia. 3-0 per la formazione guidata da Alice Biasini. Ancora al servizio Giovanni Meggiolaro. Servizio da sotto, ricezione alzata, un po' in corsa, il muro si contrappone della squadra di Chioene per non far passare questo pallone. Questo secondo tocco, a giudizio degli arbitri, risulta un po' troppo trattenuto. Quarto punto, parte fortissima la squadra patavina, e infatti Elena Lazzari intuisce questo momento di difficoltà dei suoi, chiama subito time out. Neanche averla chiamata Massimo, come si può ribaltare appunto il fronte. Sì, a livello giovanile lo sappiamo bene come i ribaltamenti di fronte siano assolutamente all'ordine del giorno, c'è una componente emotiva molto forte a questa età che chiaramente spesso e volentieri può avere la prevalenza sull'aspetto tecnico, quindi è normale, è la cosa più normale del mondo che a questi livelli si possa assistere, e questo è forse anche il bello di queste finali, a delle grandi rimonti, a dei parziali, cose che magari a livelli più alti è più difficile da vedere, perché quando una squadra fa un break di 4 o 5 punti solitamente lo porta alla fine. A livello giovanile, specialmente in Under 13, può succedere di tutto, e vediamo che Padova ha reagito bene alla sconfitta del primo set. Vedremo se saprà dare continuità oppure se San Donà saprà tornare in partita. Abbiamo visto come la squadra veneziana abbia tutti i mezzi tecnici certamente per fare una grande finale. Ancora un attacco di Zanata, la palla che danza sul nastro ma rimane in campo San Donà. Ancora Zanata che tira il pallone in rete, e c'è il quinto punto per la Chioene, che è ora avanti 5-0 in questo avvio di secondo set. Si è un po' disunita la formazione veneziana e Padova ne sta approfittando. Giovanni Meggiolaro pronto al servizio per Padova, il suo servizio attacco
attacco da posto 2 molto bello di Daniel Crosato e arriva il primo punto, scusate, per Sandonà. 1 chi batte, 5 chi riceve questo secondo set dopo che Padova ha perso il primo set 18-25. Ha interrotto questa serie positiva, questo attacco appunto di Daniel, e vediamo adesso appunto Daniel al servizio, Daniel Crosato per la volley team di Sandonà. Vediamo adesso se Padova rialza subito la testa e fa il cambio palla, oppure se mette a segno questo pallone il punto e il volley team. Combattuto questo scambio, si sta innalzando un po' anche l'agonismo in questo set, i ragazzi stanno sentendo di più ancora la finale man mano che il tempo passa, e si vede dagli scambi, non vogliono far cadere nessun pallone. Veramente, se io potessi, farei alzare in piedi tutto il palazzetto e fare un applauso a queste due formazioni, perché c'è stato un grandissimo scambio. Alla meglio la Chioene per questo attacco che è uscito di Nicola Conte, però bravissimi questi 12 atleti che sono in campo. Grande gioco, bellissimo, veramente uno spettacolo. Al servizio appena battuto Nicola Pastore, e dall'altra parte Davide Zanatta mette a segno l'attacco vincente. Secondo punto, adesso una fase di punto a punto, vediamo se mantiene il distacco di 4 lunghezze la squadra patavina o se la squadra di Sandonà rosicchierà qualche punticino a ogni cambio. Al servizio il numero 7 Davide Zanatta per la squadra guidata da Elena Lazzarin. Ricordiamo, questo è il secondo set della finale Under 13 di Coppa Veneto maschile, e con questo colpo io definirei da biliardo, perché l'ha pensato, l'ha ragionato e è riuscito anche a metterlo a segno il capitano Francesco Sella, porta a casa il settimo punto, il più 5. Al servizio invece abbiamo già pronto Simone Rinaldi. 7-2, mantiene 5 lunghezze Padova. Sta battendo meglio, vedete ancora in difficoltà la gestione di Sandonà, può andare a contrattacco la formazione bianco-nero. Al pallonetto da posto 4 è controllato da Sandonà, il contropallonetto, e poi non riesce a chiudere la Chioene. Ancora la difesa, attenzione, Sella da posto 2 sulle mani del muro e la palla a segno tra il tripudio dei tifosi di Padova. 8-2, gioca meglio in difesa ora la formazione di Padova. Una delle caratteristiche delle squadre di Alice Biasin è proprio quella di avere una grande attenzione, questo fondamentale anche a livello di allenamento. Alice porta da sempre avanti questa attenzione. 8-2 ora Padova. Attacco di Conte dal centro, una gran palla, e quando Conte molla il braccio così davvero è dura per il muro di Padova e per la difesa. Sono lui e Zanatta i due principali bombardieri della formazione di Sandonà, che comunque ha 5 lunghezze da recuperare in questo secondo set. Ricordo, primo parziale 25-18 per la formazione veneziana. Ora in battuta con il proprio numero 13 Zaccaria Bosciacour. Problemi di gestione per Padova, ci prova ma sbaglia malamente l'attacco il numero 65 Leonardo Michelon, e arriva così il regalo per Sandonà, che porta in saccoccia il punto numero 4 per la propria formazione. 4 chi batte, 8 chi riceve. Ancora Sandonà in battuta, questa volta non si fida Padova in attacco. Attenzione, c'è una buona opportunità per Conte, la gran palla, la gran difesa della Chioene, la palla ancora in gioco, il palleggio di Zanatta in posto 4, la difesa ancora di Padova, il pallonetto, bello scambio, ancora Zanatta, e questa volta il diagonale vincente ancora di Leonardo Michelon, che si riscatta dall'errore precedente. Bella questa azione con grande difesa, il livello di gioco che sta salendo. 9 Padova, 4 Sandonà, secondo set di finale Coppa Veneto. Bellissimo vederli giocare. Io poi mi entusiasmo quando vedo la difesa dei giocatori che sono in campo, perché il fondamentale della difesa è tantissima volontà, e quando quindi c'è un'ottima difesa vuol dire che i giocatori non ci tengono che il pallone non tocchi il suolo, e questo è veramente da far ammirare. Qui c'è l'errore di terzo tocco di Leonardo Michelon, quinto punto per la squadra di Sandonà, che va al servizio con il suo capitano Nicola Conte.
comunque ribadisco, vederli difendere così è proprio entusiasmante, perché mettono in campo tutto l'entusiasmo che hanno dentro e la voglia di vincere. Guardate anche questo attacco vincente del numero 5 Daniel Crosato, però anche qui un giocatore dei Padova ha cercato di difenderlo. Ricordo sempre che hanno 11-12 anni questi atleti. Ancora il servizio il capitano Nicola Conte e trova l'ace, e quindi il parziale va a 9-7 sempre a favore della Chioene, però si porta a -2 la formazione guidata da Elena Lazzarini in questo secondo set. Ancora il servizio del capitano Nicola Conte, che vedete inquadrato, servizio da sotto, e c'è la ricezione ancora un po' in difficoltà, alzata, attacco, difesa, guardate qui, e il contrattacco, e ancora la difesa, guardate come si è tuffato il capitano di Padova, Sella. Il pallone non vuole cadere e bravissimi loro a non farlo cadere. E anche qui dopo uno scambio alla meglio, purtroppo l'errore, come direbbe l'allenatore in campo, in questo attacco l'errore ha causato il punto per l'avversario, però ripeto, grandissimo scambio, 10-7 parziale, servizio il numero 65 Leonardo Michelon. E c'è l'errore un po' ingenuo sotto rete del giocatore di Padova, che va a fare un'invasione diciamo gratuita. Lui forse pensava che il pallone venisse di qua. 10-8 il parziale, rimane a 2 le lunghezze di vantaggio per la squadra guidata da Alice Biasini. Abbiamo il servizio il numero 8 Anthony Dariol. Questa parte invece ha appena attaccato il numero 74 Nicolas Pastore. 11-8 il parziale, punto a punto in questa fase di set, il secondo set, ma c'è un cambio nelle fila del volley team di San Donà. La prima sostituzione del match, entra con il numero 6 Christian Katia e va a sostituire il numero 8 Anthony Dariol. Subito incitato dai compagni di squadra il nuovo entrato, al fronte opposto invece è pronto al servizio il numero 73, se ho visto bene, Giacomo Piovan. Ricezione, alzata e attacco, bellissima rotazione del pallone, colpito molto bene, difesa e contrattacco, e cade questo pallone messo a segno da Giovanni Meggiolaro. 12-8, si porta a +4 la formazione di Alice Biasini. È un secondo set davvero molto bello fino a questo momento, specialmente a livello tecnico, perché si è alzato il livello di gioco rispetto al primo parziale ulteriormente, quindi questo fa sicuramente a merito e a dello spettacolo. Un errore in attacco ora di Zanatta regala il punto numero 13 alla Chioene Padova, avanti ora 13-8 in questo secondo parziale. Rimane in battuta il numero 73 Giacomo Piovan, classe 2006. Attenzione, c'è il time out stava per battere Padova, il time out sul 13-8 chiesto da Elena Lazzarini. In effetti momento un po' di difficoltà, il secondo time out, il primo l'aveva chiesto sul 4-0 il coach di San Donà. Questa invece è Alice Biasini, sta dando indicazioni molto chiare, vedete, indicazioni molto precise. Non abbiamo l'audio ma credo si possa intuire molto bene, specialmente a muro, e questa è una bella panoramica del Palasport. Davvero non c'è più un posto libero nel Palasport di Possagno, ai piedi delle Prealpi, in questa splendida zona, alle piedi delle Prealpi Venete. Si torna a giocare, 13 chi batte Padova, 8 chi riceve San Donà. Il secondo set, primo parziale 25-18 per San Donà. Giacomo Piovan pronto al servizio per la Chioene Padova. Il palleggio di Conte, l'attacco murato, la palla ancora in gioco in campo Chioene, ci prova di prima intenzione la Chioene, l'attacco out del numero 5 Daniel Crosato. Arriva al punto numero 14 per la Chioene, che comincia a prendere il largo. 14-8, rimane in battuta con il numero 73 Giacomo Piovan, +6 Padova. È battuta ficcante, c'è il tocco in ricezione di San Donà. Sono 15 ora i punti di Padova, 15-8. Vedete, come dicevamo, come la pallavolo giovanile sia a livello maschile specialmente foriera sempre di sorprese. C'è un cambio ancora in campo
Sandoná, esce il numero 13 Zaccaria Bosciakur ed entra il numero 1 Alessandro Moro, quindi cambio nel sestetto veneziano. Sotto 8-15 in questo secondo set, rimane sempre in battuta, sempre lui Giacomo Piovan, filotto di punti importante ora per la Chioene sul servizio del proprio numero 73. Ancora qualche problema per Sandoná, che si salva in qualche modo, il bugger di Sella, attacca da posto 4 Padova, dalla parte opposta Zanatta sui 9 metri, ma tiene ancora Padova in difesa. C'è un doppio tocco forse non rilevato dagli arbitri, ne approfitta Sandoná che mette a segno il punto numero 9 per la propria formazione. 9-15 sul servizio del numero 2 Brian Argilagos. Questo è il secondo set, completamente ribaltato il parziale del primo, dove se l'era giudicato il volley team Sandoná. Servizio, ricezione per Padova, un po' di difficoltà ma la chiude al meglio, ma con troppa foga il capitano di Sandoná, Nicola Conte, che nel chiudere questo pallone molto facile, diciamo, molto facile, molto comodo, ecco, commette un po' con la foga l'errore dell'evasione. Ne beneficia la Chioene, che da un errore di ricezione porta a casa il 16° punto e di nuovo il +7. Appena servito Giovanni Meggiolaro. Vediamo gli scambi tra queste due formazioni. Non passa questo pallone attaccato dal capitano Nicola Conte. 17-9 parziale, massimo vantaggio in questo secondo set per la formazione patavina. 8 le lunghezze di vantaggio per la squadra guidata da Alice Biasini. Abbiamo ancora al servizio il numero 87 Giovanni Meggiolaro, ricezione alzata e vediamo in attacco questa volta vincente col suo braccio pesante Nicola Conte. 17-10 il parziale, arriva in doppia cifra in questo istante la formazione veneziana, che va al servizio con il numero 5 Daniel Crosato. Per chi si fosse collegato da poco, questa è la finale appunto della Coppa Veneto Under 13 maschile. Dopo 2 giorni di concentramento di 12 formazioni rappresentative della Under 13 del Veneto, la finale terzo quarto posto se l'ha giudicata il Volley Treviso 2-7-0 nei confronti della Cosmos Volley. 2 giorni di grande pallavolo per questi giovani atleti che rappresentano le migliori realtà giovanili attuali in tutta la regione Veneto. E al servizio adesso Daniel Crosato. Attacco vincente del numero 74 di Padova, Nicolas Pastore. Non arriva la difesa di Sandoná, sono 18 ora i punti per la Chioene, avanti 18-10 più 8 per la squadra di Alice Biasini. Servizio out, ci sembra così, infatti palla abbondantemente fuori. Arriva al punto numero 11 per Sandoná, in battuta con il proprio numero 7 Davide Zanatta, classe 2006. Adesso Zanatta al servizio e si guardano i giocatori di Padova, si imbestialisce Alice Biasini perché chiaramente sono i punti peggiori. Servizio vincente di Davide Zanatta, va a -6 Sandoná, 12-18 ora in questo secondo set con Sandoná avanti 1-7-0. Ricordo, si gioca al meglio dei 2 set su 3. Attacco vincente, molto bello, del numero 65 Leonardo Michelon, che chiude molto bene da posto 4, un bel movimento, giocatore molto dotato a livello fisico, questo è il numero 65 della Chioene, che si muove molto bene anche in attacco. Simone Rinaldi pronto per il servizio per la Chioene, eccolo inquadrato dalle nostre telecamere. 19-12 Padova, attacco di Conte molto forte dal centro, da posto 3, quella che si chiama la mezza al centro e che a livello giovanile giustamente viene molto usata, un tipo di attacco molto efficace. 19-13 Alessandro Moro, è entrato in campo qualche istante fa, al servizio. Ancora il muro questa volta di Sandoná, la palla in campo opposto, c'erano già stati i 3 tocchi, bravi giocatori di Padova a non farsi trarre in inganno. C'è l'invasione a rete ora del muro di Padova, in ogni caso Conte aveva messo palla a terra, si riavvicina
Sandona 14-19 ora, e set che, come abbiamo detto, è sempre aperto fino all'ultimo pallone. Un po' in difficoltà, c'è l'invasione a rete però del numero 6 di Sandona, Cristian Katia, tira un sospiro di sollievo Padova che si stava un po' complicando la vita. 20-14, Sella in battuta. E riprende il gioco con il capitano della Chiona al servizio, Francesco Sella. Trova un mezzo ace che non sfrutta al meglio. C'è il muro di Nicola Conte, 20-15 parziale, 5 le lunghezze tra queste due formazioni in questo secondo set. Il fautore dell'ultimo punto, Nicola Conte, il capitano del Volley Team Sannonà, al servizio. Bellissima coreografia qui al Palasport di Possagno in provincia di Treviso per questa finale. Trova il diagonale vincente Leonardo Michelon, 21-15 il parziale, e va subito al servizio il fautore dell'ultimo attacco vincente, appunto Leonardo Michelon. Si muovono lungo la linea del campo le due allenatrici, sentono la tensione, la vivono questa finale importantissima della terza edizione della Coppa Veneto maschile Under 13. C'è l'errore al servizio di Leonardo Michelon, forse partito con un po' troppa fretta e poca concentrazione. Si arrabbia un po' l'allenatrice Alice Biasini perché è appunto un'occasione sprecata. Dal fronte opposto invece un bellissimo servizio del numero 6 Cristian Katia, e salvano molto bene questo pallone. Bellissimi scambi tra queste due formazioni, alla meglio la Chioene di Padova, però devo dire che c'è stato un bellissimo scambio da entrambe le formazioni. Bellissima pallavolo, bellissimo questo Under 13 maschile. 22-16 parziali, si riporta a +6 la formazione guidata da Alice Biasini in questo secondo set, e va al servizio con il numero 73 Giacomo Piovanna. 6 lunghezze di distacco non sono impossibili da recuperare, però sono tante. Vediamo se sarà così oppure no. Attacco adesso per la Chioene di Padova, difesa per il Volley Team Sandonà e contrattacco. Non ci tengono a mollare nessun punto entrambe le formazioni. Alla meglio ancora il colpo vincente di Giovanni Meggiolaro, 23-16 +7 per la formazione patavina, che va ancora al servizio con il numero 73 Giacomo Piovanna. Servizio per il giocatore di Padova, classe 2006 appunto, essendo Under 13 qui ci giocano i 2006-2007. Ricezione alzata, attacco vincente sull'angolino del numero 7 Davide Zanata. Bellissimo colpo, trova la zona scoperta da parte della formazione patavina. 17° punto per la squadra del Volley Team Sandonà, che va al servizio con il numero 2 Brian Argilagos. 17-23, gestione di Padova. Attacco molto difficile ma grande, un grande jolly, pesca Giovanni Migiolaro, una diagonale sui 3 metri su un pallone fuori banda di almeno 1 metro, bravissimo a recuperare un'alzata non precisissima, molto bravo Meggiolaro davvero. Colpo di grande classe, sono 7, eccolo qua inquadrato per il servizio, sono 7 le palle set per Padova, che può rimettere in parità il match e giocarsi tutto al tie break. Vediamo se Sandonà però non molla, annulla la prima palla 7 con questo attacco da posto 2 di Zanatta. 18-24 in battuta il numero 5 di Sandonà, Daniel Crosato. Palla a filo e c'è il muro, e il muro di Simone Rinaldi che chiude il secondo set sul punteggio di 25-18 per Padova, esattamente lo stesso punteggio del primo parziale. Quindi amici di FIPAV Veneto, amici telespettatori di questo streaming, di questo primo streaming dell'anno per quanto riguarda il comitato regionale FIPAV Veneto, la finale di Coppa Veneto Under 13 maschile si deciderà al tie break, un set unico al 15 dove
ancora una volta le due squadre daranno il meglio di sé, così come è stato in semifinale. Padova, dopo essere andata in difficoltà nel primo set, ha reagito alla grande, battendo meglio ma soprattutto difendendo meglio. Qualche errore di troppo da parte di San Donà in attacco. Questo è il primo piano del sestetto della formazione, anche dei 15 ragazzi a disposizione di Alice Biasini, che stanno prendendo le indicazioni importanti per il tie break, un set che deciderà e che assegnerà questa terza edizione della Coppa Veneto. Tutto da gustare, tutto da vedere, e intanto sempre con il supporto di Mauro Sabino vediamo che i top scorer fino a questo momento. Zanatta rimane il miglior marcatore della partita con 13 punti per quanto riguarda San Donà, 9 i punti di Conte, ma in casa Chioene 6 punti per Pastore, 6 punti, anzi 7 i punti per Michelon, 2 ace per la formazione Patavina, 2 ace per San Donà, 2 muri entrambi, quindi grande equilibrio, anche i numeri se lo confermano. 25-18 il primo set per San Donà, 25-18 il secondo set per Padova. Abbiamo visto che anche a livello di statistiche siamo lì, davvero due squadre che in questo momento si stanno equivalendo in tutti i fondamentali, quindi sarà fondamentale questo tie break per vedere chi delle due formazioni potrà alzare tra qualche minuto, tra una quindicina, una ventina di minuti al massimo, la Coppa Veneto 2018 Under 13 maschile. Alberto, mi sembra che fino a questo momento lo spettacolo ci sia stato e, come si dice in questi casi, vinca il migliore, possiamo dirlo, no? Da esterni. Sicuramente vincerà il migliore, perché io credo che la pallavolo sia proprio questo: ogni volta non vince chi gli è andata bene, ma vince proprio chi riesce a manifestare il gioco migliore. E come appunto diceva poc'anzi qui Massimo, leggendo i numeri, il bello anche di questo sport è che non c'è un giocatore che fa la differenza. È uno sport di squadra, è uno sport che si gioca in 6, è uno sport che si porta a casa in 6. No, volevo raccontare, a posto di vinca il migliore, un aneddoto che chi abita a Padova forse conosce, e torniamo negli anni 60, quando il calcio Padova giocava in Serie A, e l'allenatore del Padova era il grande Paron Nereo Rocco, no? E il Padova era una squadra che stava emergendo, e è passata alla storia la famosa frase che disse a Giampiero Boniperti, il grande indimenticato presidente della Juventus, quando stava entrando in campo, quando Boniperti disse al Paron Nereo Rocco, grande saggio triestino, gli dice in bocca al lupo e vinca il migliore, e Nereo Rocco disse speriamo di no, perché evidentemente il migliore in quel momento era la Juventus e lui sperava chiaramente che fosse il suo Padova a vincere. Questa frase che è rimasta storica per chi come me è padovano, per chi segue il calcio da molti anni, diciamo che viene spesso replicata. Qui vediamo alcune immagini, vedete le persone sono assiepate, caro Alberto, un po' dappertutto. Palazzetto davvero straripante oggi, avete visto le persone anche sulla balaustra del Palasport di Possagno, vedete i ragazzi proprio qui accanto a noi. Tra l'altro ci sono anche le coppe già pronte per le premiazioni, e quindi la Coppa Veneto Under 13 2018 maschile si deciderà al tie break. Le due squadre sono pronte per giocarsi tutto in un set, tutto in 15 punti, tutto in un quarto d'ora. Tutte le emozioni in diretta streaming sul nostro sito, con questa grande prima diretta che ci proietta nella grande stagione del volley veneto, della FIPAV Veneto. Avremo la Coppa Veneto a marzo e poi tutte le finali regionali da maggio in poi. Una grande stagione, ancora grande spettacolo, Comitato Veneto tra i più attivi a livello nazionale, sia in termini di numeri, sia in termini di successi a livello di scudetti, sia a livello di pallavolo indoor che di beach volley. Quindi è tutto pronto per il tie break, gustiamocelo tutti assieme, le grandi emozioni della Coppa Veneto Under 13. Il servizio del numero 2 Brian Argilagos per San Donà. E a inizio questo decisivo set per vedere chi sarà il migliore oggi. Scambio, ricezione, attacco, difesa, tutti i fondamentali si vedono a pieno. C'è l'errore in attacco del numero 7 Davide Zanatta, primo punto di questo decisivo terzo set alla QN di Padova, che va in battuta con Giovanni Meggiolaro. Meggiolaro è servizio in questo momento, buona ricezione del volley team di San Donà, e c'è anche l'attacco da zona 2, ma dal fronte opposto invece la QN difende, alza, palleggia, altro difesa alzata, e questa volta l'attacco da parte di Davide Zanatta trova il punto. 1-1, perfetta parità in questo terzo decisivo set della Coppa
Veneto Under 13 maschile, edizione 2018, la terza. Al servizio abbiamo il numero 5, Daniel Crosato. In questo momento il pallone viene ricevuto, alzato e attaccato dal capitano. In questo momento no, col palleggio, il terzo tocco, non se la fida, e c'è un altro palleggio di astuzia in salto da parte del capitano di Sandonà. Nicola Conte trova il secondo punto e il vantaggio momentaneo in questo terzo set. Ancora al servizio abbiamo Daniel Crosato in questo straripante Palasport di Possagno nella provincia di Treviso. Si stanno cercando di aggiudicarsi questa finale la squadra di Padova e la squadra di Venezia. Trova il muro vincente e il volley team di Sandonà. Terzo punto, se ricordo bene il parziale. Ancora il servizio numero 5, Daniel Crosato. E trova l'attacco vincente Francesco Sella, diagonale in zona 6 lungo. E ricordiamo il parziale 3-2 a favore del volley team Sandonà. Al servizio abbiamo il numero 74, Nicolas Pastore. Ricezione di Sandonà, attacco di Zanatta che non passa, la palla non supera il muro e c'è il terzo punto per la Chioene. 3-3. Grande equilibrio, grande tensione in questo tie break che deciderà la Coppa Veneto Under 13. In battuta il numero 74, Nicolas Pastore. Attacco di Conte da posto 4, il muro di Padova, attenzione, il muro del numero 69. Il numero 69 Simone Rinaldi che chiude questa volta la diagonale a Conte e c'è il sorpasso Padova. Parziale di 3-0 per la formazione bianconera, avanti ora 4-3. Ancora in battuta con il numero 74 Nicolas Pastore. Attacco di Zanatta da posto 2, la tiene la Chioene e non passa. Attacco di Leonardo Michelon, rimane sulla rete. 4-4. 4-4, quello che ci aspettavamo, caro Alberto, si sta avverando, che adesso c'è anche un po' di tensione, c'è un po' di paura. Sono ragazzi davvero giovani che hanno 11-12 anni e ci sta tutta, perché forse, come abbiamo detto più volte, il primo, ecco una gran palla, mamma mia che palla di Leonardo Michelon, diagonale molto bello da posto 4, torna avanti Padova. Dicevo, ci sta l'emozione e ci sta che magari le gambe possano anche un po' tremare in questo momento. Sicuramente, grandissima emozione e però anche grandissimo gioco, sono veramente bravi questi atleti. Mi verrebbe da dire quasi che non sia la prima finale forse che giocano. C'è l'errore sul palleggio, ecco qui la tensione che poco fa appunto Massimo dicevi, una cosa del genere che sicuramente in allenamento la faranno facilmente senza difficoltà, adesso qua diventa pesantissima. 6-4 il parziale per la Chioene di Padova, infatti chiama subito time out Elena Lazzarin. Ha capito che qui se una squadra sfugge, siccome si arriva al 15 è molto più difficoltoso recuperarla, perché appunto al 15 questo set terminerà essendo il decisivo, a meno che non andiamo ai vantaggi naturalmente, però qui ogni pallone scotta, ogni pallone pesa e appunto questi ragazzi hanno 11-12 anni e questi palloni per loro sono ancora più pesanti. Però credo che loro, assieme agli altri 10 squadre che hanno fatto questo concentramento tra ieri e oggi per questa finale di Coppa Veneto Under 13 maschile, se la ricorderanno a vita, perché è un'esperienza unica, avendo anche dormito fuori di casa, quindi si sa che le prime esperienze fuori di casa sono sempre quelle che rimangono impresse. Riprende questo set al servizio la Chioene di Padova con il numero 69 Simone Rinaldi e trova l'ace. 7-4 a lunga di una lunghezza, non porta i frutti che sperava il time out della volley team di Sandonà. All'8° punto c'è il cambio campo in teoria e ancora al servizio abbiamo il numero 69 Simone Rinaldi. Ancora in posto 1, ancora difficoltà alla ricezione di, mamma mia cosa ha fatto, la rovesciata del giocatore di Sandonà, poi Padova non perdona, ma incredibile, mette a segno Michelon, ma la rovesciata di Sandonà e addirittura del numero 2 Brian Argilagos davvero da applausi.
fuori di 1 metro dal campo, quindi 10 metri di rovesciata. Che giocata splendida, che giocata, amici di FIPA Veneto, davvero straordinaria. Si va a cambio palla, Padova è stata brava poi a non disunirsi su questo gesto tecnico assolutamente straordinario e a mettere a terra il punto numero 8. Si va al cambio campo, 8-4 per la Chioene, siamo al tie break, quindi il set decisivo della finale di Coppa Veneto Under 13 maschile in un palasport di Possagno gremito, come vedete, in ogni ordine di posto. In battuta Simone Rinaldi, 4 lunghezze di vantaggio per Padova. Mi stavano dicendo chi tiene i numeri, parziale di 7-1 per Padova, perché era 3-1 in favore del Volley Team San Donà e adesso siamo 8-4 per la Chioene di Padova, quindi grande lucidità della squadra di Padova di tenere il servizio e di non concedere all'avversario, seppur facendo quasi un miracolo prima con quel pallone, nessun punto. Questa è anche una caratteristica delle squadre allenate da Alice Biasini, un po' la cinicità in certi momenti, che è fondamentale per le squadre che vogliono aggiudicarsi sicuramente un match. C'è un altro errore da parte del Volley Team San Donà, termina out questo attacco di Nicola Conte, 9-4 il punteggio di questo terzo set, più 5 per la Chioene che va ancora al servizio con il numero 69 Simone Rinaldi. E adesso c'è l'errore a rete, non è molto d'accordo l'allenatrice di Padova, trova l'invasione il numero 65 Leonardo Michelon a detta dell'arbitro in seconda. 9-5 parziali, si interrompe questa serie positiva della squadra patavina. Pronto al servizio abbiamo il numero 13 Zaccaria Baucadur e trova quasi un ace il giocatore di San Donà e c'è l'attacco del capitano Nicola Conte, grande scambio, alla meglio la squadra di San Donà con Brian Argilagos. 9-6 il parziale, si avvicina e chiama subito time out Alice Biasini, capisce che c'è da riprendere in mano le redini a livello emotivo della partita, perché appunto essendo tanta la tensione è un attimo il capovolgimento di fronte. Sì, in questo momento i nervi sono chiaramente fior di pelle da una parte e dall'altra, avete visto anche sulla precedente decisione arbitrale molto contestata dalla panchina bianconera come chiaramente la tensione sia alle stelle, quindi è normale ed è giusto che gli allenatori chiamino a raccolta i propri giocatori, cercando di instillare un po' di calma, un po' di tranquillità per questo finale di set, sicuramente importante, ma come sempre in un ambito di una partita, quindi è giusto rimanere sempre dentro i binari della correttezza e della lealtà sportiva. 9-6 quindi, parziale di 2-0 per la Chioene, per San Donà, che è partita molto bene, poi è subito, come dicevamo, sul parziale di 7-1 per quanto riguarda questo set, ed ora torna in partita San Donà e io prevedo un finale di set assolutamente al cardiopalmo. In difficoltà la gestione di Padova, solo in bagger in campo opposto, c'è un comodissimo contrattacco per San Donà che attacca con Conte da zona 2 che non riesce a chiudere, ci prova Padova con Sella sulle mani del muro, ancora il palleggio di Zanatta per Argilagos che tiene ancora Padova in difesa e poi c'è la palla in campo sulla linea dei 9 metri del numero 65, sempre lui Leonardo Michelon, che viene chiamato spesso e volentieri nei momenti decisivi. 10 Padova, 6 San Donà, siamo al tie break. Francesco Sella in battuta, numero 86 di Padova. 16, finale sì, finale di match al cardiopalma, appunto il capitano della Chioene al servizio Francesco Sella. C'è la ricezione del Volley Team San Donà, alzata ancora al capitano veneziano Nicola Conte e arriva un'altra possibilità per chiudere questo pallone alla squadra veneziana e la chiude grazie a un errore a rete della squadra patavina di invasione, perché non è possibile da regolamento toccare la rete durante il gioco. Al servizio il capitano di San Donà Nicola Conte, servizio dal basso, trova l'ace, 10-8, si avvicina la squadra guidata da Elena Lazzarina, 2 le lunghezze di distacco tra queste due formazioni in questa finale, in questo set decisivo. Ancora in battuta Nicola Conte, il capitano di San Donà.
prima ha trovato il nastro e un ace. Vediamo questo servizio, riceve bene Padova, alza in zona 2 e trova l'errore in attacco Leonardo Michelon. 10-9 il parziale, recupera gran parte dello svantaggio della squadra di San Donà in questo decisivo terzo set. Ancora il servizio Nicola Conte. Nicola Conte il servizio, ottima battuta a filo rete. E termina out questo pallone da parte di Leonardo Michelon. 10-10, finale al Cardiopalma. È sentitissima, ancora il servizio Nicola Conte. Ottima battuta ma anche ottima ricezione della Chioene, ancora il servizio e c'è un altro errore di Leonardo Michelon. Il pubblico si scalda perché era al limite tra dentro e fuori. Si porta in vantaggio la formazione di San Donà, ancora il servizio con il capitano Nicola Conte. Non è facile in questo momento gestire la tensione. Ottima battuta, ottima ricezione, bravissimi questi atleti che stanno dando il massimo e trova l'attacco vincente questa volta sempre Leonardo Michelon. 11-11, di nuovo parità tra queste due formazioni in questo finale di terzo set. Mamma mia, davvero un finale di set entusiasmante, 11 pari. Rinaldi in battuta, anzi Michelon scusate, in battuta per la Chioene. Ultimi punti, avevamo previsto un finale al fotofinish e così sta avvenendo con due squadre che tra alti e bassi sono arrivate questo set. Attenzione, brutto errore in attacco per Daniel Crosato, punto numero 12 per la Chioene Padova. Torna avanti 12-11. Padova che ha avuto un passaggio vuoto con due palloni out molto dubbi che hanno scatenato le proteste della panchina, ma è effettivamente molto difficile da decidere, due palloni veramente vicinissimi alla linea. Un pallonetto millimetrico, mamma mia che bravo Brian Archilagos, 12 pari, un gran pallonetto molto bello davvero con il contagiri questa palla. In battuta Anthony Dariol, mentre entra in campo il numero 83 Alessandro Fico, rafforza la seconda linea Alice Biasini al posto di Michelon, molto usato in attacco ma evidentemente in seconda linea si fida di più di Fico, l'allenatrice di Padova. 12-12 il parziale, si sta notando che dalla tensione sta vincendo un po' più l'errore che il punto, infatti non rischiano tanto questi atleti perché sentono che ogni errore può diventare decisivo. Non riesce a tenere questo pallone San Donà e lo chiude al meglio la Chioene di Padova portandosi avanti di una lunghezza. 13-12 il parziale. Al servizio si appresta Giacomo Piovan e l'ultimo punto vincente lo ha chiuso Nicolas Pastore. Servizio appunto di Giacomo Piovan, ottima battuta lunga, non tiene bene la ricezione di San Donà, palla facile per la Chioene di Padova, free ball la chiamano in gergo tecnico. E c'è l'attacco, difende bene la squadra di San Donà che va in attacco con il numero 7 Davide Zanata, trova il punto, di nuovo parità 13-13 in questo decisivo terzo set della finale di Coppa Veneto maschile under 13. In battuta si appresta per San Donà il numero 2 Brian Archilagos, servizio pesante, zona di conflitto, fa un po' fatica a ricevere questo pallone ma attacca bene la Chioene, alzata e anche attacco, anzi palleggio con un po' di fortuna. Daniel Crosato trova il 14° punto, 14-13, match ball e chiama subito il time out Alice Biasini. Vuoi parlare? Palla match, un set come dicevamo giocato punto a punto e qui veramente le differenze sono minime. Ecco inquadrata la situazione, palla match, palla Coppa Veneto per San Donà, 14-13, una partita che sta mantenendo, che ha mantenuto, perché ormai è finita, qualche punto ormai sarà finita, ha mantenuto tutte le aspettative della vigilia e di questo siamo chiaramente orgogliosi come comitato regionale per aver organizzato questa prima diretta streaming che speriamo davvero che abbia incontrato i favori del pubblico e i ragazzi in campo hanno sicuramente dato il meglio di sé ed ora gustiamoci questi ultimi attimi per decretare la Coppa Veneto. E si riprende appunto questo finale di terzo e decisivo set al servizio Brian Archilagos per il volley team San Donà. Pallone pesantissimo, viene inquadrato il giocatore del servizio,
per il volley team San Donà, Brian Argilagos, e non riesce a ricevere bene questo pallone la Chione di Padova, va all'attacco e con questo attacco vincente si aggiudica questa finale di Coppa Veneto Under 13 maschile con il parziale di 15-13 in questo terzo set. Il volley team San Donà, la felicità dei giocatori della squadra veneziana, però i complimenti vanno a entrambi le formazioni che hanno guidato un grandissimo match, bellissimo veramente da vedere in questa cornice stupenda della Palasport di Possagno qui in provincia di Treviso. E adesso vedete i giocatori che, come avviene a ogni fine match, c'è il saluto tra le due formazioni e il pubblico del Palasport di Possagno si sta alzando in piedi per applaudire i propri beniamini, i propri ragazzi, gli atleti compagni di gare dei propri figli. Veramente una cornice di altissimo sport e anche di altissima sportività. Bellissimi questi ragazzi che stanno gioendo per questa vittoria da parte del volley team San Donà. Un saluto a voi e ci vediamo alla prossima diretta. È stato un piacere da parte mia, Alberto Pancera, e da parte anche di Massimo Salmaso porto i suoi saluti, che ha dovuto scappare per andare a Padova. Arrivederci a tutti e ci vediamo alla prossima. Un saluto.